C'erano di tutti, chiatte, rimorchiatori, barche da ormeggio, ogni genere di barca da lavoro nella casistica anche molto singolare della laguna, tutto questo per sensibilizzare sul fatto che il porto deve vivere e per vivere il porto di Venezia e quindi anche la città di Venezia come città vera e propria, non solo come città museo, deve essere un porto accessibile alle navi e quindi i canali devono essere finalmente scavati nuovamente, visto che sono praticamente insabbiati. Le 9:30 di mattina e il canale della Giudecca è teatro di una manifestazione che a Venezia non si era mai visto. Lavoratori e imprenditori del porto, assieme ai politici del territorio, manifestano per quella che è una delle voci più importanti dell'economia di questa città. 1260 aziende con più di 21.000 persone e un giro d'affari da 6 miliardi e mezzo l'anno, ma se si considera anche l'indotto si superano i 92.000 posti di lavoro e i 21 miliardi di euro. Attraverso il porto di Venezia si muovono 26 milioni di tonnellate di merci in import e in export che alimentano la produzione sostanzialmente di tutto il nord-est e l'export del nord-est stesso senza il porto di Venezia andrebbe in crisi. A mettere in crisi il porto di Venezia e di Chioggia oggi non è il mercato, ma le pastoie di una burocrazia dalla straordinaria lentezza, per cui anche l'ordinaria attività di scavo dei canali del porto commerciale diventa un'impresa. Oramai i fondali bassi rendono il porto inaccessibile alle navi più grandi. Perché è così difficile un'attività che dovrebbe essere di ordinaria manutenzione e che lo era fino a ieri? È la domanda che ci poniamo già noi da tanti anni, sicuramente da un anno e mezzo, da quando stiamo facendo pressioni nelle maniere possibili sia a Roma che presso le istituzioni locali per avere quello che deve essere non solo un diritto ma un obbligo di alcune istituzioni di fare. A bordo di imbarcazioni di ogni genere, imprenditori e lavoratori manifestano per sbloccare una situazione paradossale. Il corteo è arrivato alla Marittima, ad attenderli altri lavoratori, lo vedete da quello striscione. Porto commerciale, industriale e crociere lottano insieme per Venezia e per il lavoro. La contrazione del giro d'affari per mancata manutenzione della laguna potrebbe avere ripercussioni gravi. Meno merce, meno si scarica, meno giornate di lavoro e per il momento ci sono anche, delle ripercussioni sul reddito dei lavoratori. Potrebbe entro qualche mese succedere quello che non deve assolutamente succedere, cioè che ci sia e che venga toccata l'occupazione. Insomma, motivi reali di preoccupazione e anche il fatto che la laguna è tale anche perché vive persino con la navigazione. Una volta era logico, adesso ci si sta quasi dimenticando che esiste un porto vivo e vegeto e che vorrebbe rimanere tale. A proposito di mezzi di trasporto a Venezia e nel veneziano, un treno è deragliato, in questo caso tecnicamente si dice sviato, nulla di grave, ma la ragione non è chiara. Eccolo il treno regionale deragliato in stazione Mestre, nessun passeggero ne convoglia al momento del sinistro, ma solo il macchinista. L'incidente ieri sera verso le 23, quando il macchinista stava facendo manovra per portare il treno in deposito. Incidente che fortunatamente non ha registrato alcun ferito, queste le rassicurazioni da Trenitalia, che in una nota precisa come il deragliamento sia la conseguenza di uno svio del primo asse, che tradotto vuol dire il locomotore è uscito dal binario ma non è dato sapere il perché e che cosa l'abbia causato. Treno già recuperato in giornata e che fanno sapere sempre da Trenitalia non avrebbe dato problemi alla circolazione odierna, svoltasi, dicono, senza ritardi legati al deragliamento. Per le elezioni regionali sono ore decisive nel centro-sinistra per capire, primo luogo, domani ci sarà la direzione del Partito Democratico, poi dopodomani sabato a Vicenza si riuniscono i comitati civici. Bisogna vedere se alla fine le varie forze di centro-sinistra convergeranno sul candidato che potrebbe essere proprio il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni. Non avevo dubbi perché abbiamo la stessa pettinatura e quindi sapevo che lui avrebbe appoggiato la cosa.
Scherza Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova e candidato in pectore per il movimento civico Il Veneto che vogliamo alle prossime elezioni regionali. Da Roma, fonti non confermate dicono che sul suo nome come antizaia ci sarebbe l'ok del segretario Dem Nicola Zingaretti e questo potrebbe essere un primo sigillo. Ma l'annunciata decisiva riunione di segreteria regionale PD di venerdì potrebbe essere tutt'altro che in discesa, con esponenti di primo piano come il capogruppo in regione Vicentino Stefano Fracasso che spingono perché il candidato sia deciso in Veneto. Intanto Vicenza è destinata a diventare sabato il cuore decisionale del centro-sinistra. In assemblea si riunirà il Veneto che vogliamo e da qui il candidato dovrebbe esserci, almeno quello civico, prudente Lorenzoni. Sabato pomeriggio a Vicenza potremo avere finalmente questo nome? No, sabato pomeriggio a Vicenza, diciamo così, si conclude la prima fase di questo percorso civico. Io immagino con la decisione del mondo civico di essere presente alle elezioni regionali. Poi si tratterà di attivare tutta la fase successiva di discussione con le varie forze politiche. Creatività contro 20 anni di governo senza idee, questa è la carta che si giocherà a Vicenza, l'insieme di movimenti civici che si riconosce nel Veneto che vogliamo. Lorenzoni rilancia e propone un modello Padova. I riscontri anche che io sto ricevendo in questi giorni fuori da Padova ma fuori dal Veneto sulla possibilità di disegnare un percorso unito delle varie forze democratiche sono veramente incoraggianti. Mi fa capire che si guarda con interesse a questa capacità di stare insieme e di progettare insieme e di enfatizzare le cose che uniscono e non quelle che dividono, come purtroppo la politica in passato ha fatto spesso. Io credo che ci siano dei margini per delle proposte di qualità. Dobbiamo parlare purtroppo nei prossimi servizi di incidenti, lo so ancora. In questo caso iniziamo con il sindaco di Villafranca Padovana che ha avuto un incidente ieri sera sulla Valsugana, è rimasto ferito in modo molto serio, anche se in giornata poi la prognosi almeno diceva che non era, per fortuna, in pericolo di vita. Migliorano nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cittadella le condizioni di Fausto Dorio, 59 anni, sindaco da fine maggio di Villafranca Padovana. L'uomo nel pomeriggio di mercoledì viaggiava in sella alla sua moto, una Honda, lungo la strada Valsugana. Stava andando a una riunione a Cittadella quando, erano circa le 14, nel comune di San Giorgio in Bosco, all'altezza di via San Nicolò, è stato urtato da un'auto che si stava immettendo lungo quella che in quel tratto è una strada provinciale. Un impatto violento, le sue condizioni sono apparse subito gravissime, la corsa in ospedale, un intervento chirurgico in tarda serata, la rianimazione. I medici sono fiduciosi, il sindaco Dorio, il capezzale, la moglie e i 2 figli ce la dovrebbe fare e tutti fanno il tifo per lui, a partire da chi in comune adesso fa le sue veci. È stato veramente un trauma perché le notizie non si susseguivano e non capivamo esattamente la gravità del problema, dell'incidente, e man mano che si sono aggiunti i tasselli siamo riusciti poi a capire che la situazione era grave. Sull'incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale. Non lo avrebbe visto la donna alla guida dell'auto, così avrebbe raccontato. Una strada pericolosa questa, una passione per la moto, quella del sindaco Dorio. È un sindaco che si muove sempre in moto, speriamo che sia la volta buona che la butti via con rispetto per i motociclisti, però lui è amante motociclista, ce l'ha nel sangue, credo che anche una volta risolta la situazione non vedrà l'ora di risalire in sella. Nel pomeriggio di oggi risveglio, il sindaco ha riconosciuto la moglie e la figlia, si spera, ma la prognosi resta riservata. Un tempo era la statale Valsugana, poi negli anni è stata declassata provinciale, si richiede da tempo che rientri tra le cure dell'ANAS e nel frattempo l'idea di avere una Valsugana bis è purtroppo ancora solo un sogno. Strada provinciale 47 della Valsugana. Il tratto da Padova a Cittadella dal 2001 non è più di competenza dell'ANAS ma della provincia. Da Cittadella al confine con il Trentino Alto Adige è invece rimasto all'ANAS. Dal confine a Trento la gestione è della provincia autonoma di Trento. Tutto chiaro? No, perché il tratto da Padova, come detto di competenza della provincia, per convenzione nel 2001 è passato sotto l'amministrazione della società Veneto Strade.
anche se la denominazione della strada è diventata SP47. Fatto sta che i circa 32 km in territorio padovano sono attraversati da almeno 30.000 mezzi al giorno, con picchi di 40.000. I rischi sono quotidiani e per troppe persone che la percorrono al volante. Lascio immaginare a tutti voi cosa vuol dire anche una rotonda che potrebbe essere una soluzione tampone in un'immissione particolarmente delicata come quella in cui è avvenuto l'incidente al caro amico Fausto. Che non facciamo peso il tacon da sbrego. Serve un progetto alternativo all'attuale strada. Da tempo si parla di una Valsugana bis che da Padova arrivi fino al casello di Rosà della Pedemontana Veneta. Va spostato lì il traffico pesante per la sicurezza, l'ambiente, ma avvisa Pettenuzzo deve essere pur sempre collegato alla nota produttività dell'Alta Padovana. Ma visto il mix di competenze sulla Valsugana, chi dovrebbe occuparsene? Regione, provincia, comuni? Provincia, comuni, ma anche lo Stato, insomma, perché alla fine i tributi si pagano nei nostri territori, vanno a finire nelle casse dello Stato. Altri 2 incidenti che hanno perso la vita 2 giovani dopo la pausa e purtroppo dobbiamo ritornare a parlarne. Dobbiamo parlare di un incidente che ha visto come vittima un neopatentato, un ragazzo di ancora non 19 anni, Mirko Munaretto di Salcedo, a bordo di una Fiat Punto che stava transitando, e lo possiamo vedere anche in queste immagini, no, chiedo scusa, non le vediamo, a Fara Vicentino. Fara Vicentino è letteralmente andato a schiantarsi con un camion, la macchina completamente distrutta e schiacciata, e per lui non c'è stato purtroppo assolutamente nulla da fare. Un altro servizio invece è quello mortale che è avvenuto a La Secca, sulla strada 51 d'Alemagna, proprio al confine tra Ponte delle Alpi e il comune di Alpago. Endri Zaimi non ha avuto scampo. Lo scontro frontale violentissimo fra la sua Volvo 50 e un camion gli è stato fatale. 25 anni, operaio alla Luxottica di Agordo. Endri Zaimi stava rientrando a casa dopo il turno quando alla Secca, nel tratto dove la statale 51 di Alemagna si interseca con la strada che conduce a Farra e a Puos d'Alpago, d'improvviso la sua macchina si è trovata di fronte il camion della Geobau SRL di Tambre, che ha centrato la vettura dal lato del conducente. Entrambi i mezzi hanno finito la loro corsa contro il pendio che costeggia la carreggiata. Testimoni avrebbero riferito di avere visto la Volvo in sorpasso, ma la dinamica ancora tutta da definire è al vaglio della Polstrada di Belluno. Illeso ma sotto shock l'autista del mezzo pesante. I soccorsi, pur tempestivi, si sono rivelati vani per Endri Zaimi. Il 25enne originario dell'Albania si era stabilito in provincia di Belluno da molto tempo e risiedeva a Farra d'Alpago con la moglie e 2 bambini in tenera età, uno di quasi 4 anni e l'ultimo arrivato di 1 anno appena. L'incidente ha causato pesanti ripercussioni al traffico. La statale di Alemagna è rimasta chiusa fino a tarda mattinata per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e del personale ANAS. Un incrocio maledetto, quello della Secca, da sempre teatro di gravissimi incidenti stradali come quello di stamattina che ha strappato la vita a un giovane. Le amministrazioni comunali di Ponte nelle Alpi e dell'Alpago hanno avanzato anche di recente all'ANAS richieste di migliorie per mitigare il rischio, anche se le cause del dramma di questa mattina sarebbero ricondotte a infrazioni al codice della strada. Le baby gang, un termine che non amo molto ma che giornalisticamente viene utilizzato e che quindi con cui ormai bisogna insomma rapportarsi. Parliamo di bande di giovanissimi e i prossimi servizi parlano di loro. La prima è un pestaggio avvenuto in pieno giorno a Treviso. In pratica un gruppo di una decina di ragazzi si è accanita contro un ragazzino che è caduto per terra, lo hanno riempito di pugni e calci.
La rabbia esplode in pieno giorno e in pieno centro davanti agli occhi atterriti dei dipendenti della Camera di Commercio e di alcuni passanti. Sono circa le 15 di martedì pomeriggio, la tensione è a 1000, così come il livello alcolemico di alcuni. Un agguato, un regolamento di conti, quello che sembra certo è che sono in 10 contro 1, ma anche questa è una dinamica da chiarire, sono tutti ragazzi adolescenti. Era tutto sporco di sangue e è intervenuto un anziano e 2 operai che stavano lavorando lì vicino e hanno cercato di dividerli, ma i ragazzi si sono separati, poi sono ritornati e si sono accaniti ancora proprio a livello di branco. Sono minuti concitati con i ragazzi che si disperdono quando capiscono che stanno arrivando i carabinieri. Resta una scena di violenza come non si vedeva da tempo. Situazione da Bronx, ecco, da una cosa mai vista, insomma, ecco. Scene che raccontano i più giovani non sono inedite, anzi. Ci sono tipo dei piccoli gruppetti qua per Treviso, tra piccoli amici di varie scuole anche, sì, che praticamente si trovano tutti qua, tipo a caso, con una minima provocazione, vieni qua che ho questo qua da picchiare e tutto quanto, e allora vedi le piccole gang si formano per andare a picchiare questa persona. Piccoli grandi regolamenti di conti e i protagonisti sono per lo più noti, di varie provenienze. Cioè sono tra i 13 dai 13 19 anni. ai 20, tipo, sì, dai 20 ai 13, insomma sono fratelli che tipo si guardano le spalle. L'amministrazione comunale, fa sapere il sindaco, è a conoscenza dell'episodio e sta valutando la reintroduzione nella zona delle limitazioni alla vendita dell'alcol, mentre i carabinieri stanno procedendo per rissa e visionando le telecamere. Altri ragazzini per un raid che è una via di mezzo tra vandalismo e un furto, praticamente tutti e due al centro per l'impiego di Mestre. Nuova ed ennesima spaccata notturna al centro per l'impiego di Mestre, viale Sansovino, a 2 passi da Piazza Barche. È il secondo raid in 2 giorni, il quarto in meno di 20 giorni. Ad agire si presume 1 o forse addirittura 2 distinti gruppi di baby gang, così anche dalle testimonianze fornite alla polizia. Nel mirino ancora una volta le macchinette distributrici di bevande, salatine e merendine, letteralmente sventrate per rubare tutte le monetine. Distrutti con i distributori anche il vetro dello sportello d'ingresso del centro per l'impiego, visibili infatti i segni dell'effrazione con cartone e scotch da pacco a evitare qualche scheggia possa cadere addosso alla gente in attesa. Sventrata anche la porta d'ingresso che con il doppio vetro ora si trova fuori asse. Sempre nella notte spaccata fotocopie pure al 3° piano dello stesso stabile e ai vicini di fronte del Ministero dell'Istruzione. Nel mirino sempre pochi spiccioli delle macchinette distributrici di snack. Danni ingenti riferiti più alla mobile che ai distributori automatici. A inizio settimana stesso raid alla carrozzeria di Via Giustizia a Mestre, il terzo in appena 2 settimane e il 15° in 6 anni, con il titolare oramai più che esasperato. Noi da questa notte dormiamo dentro, metteremo delle guardie, non dormiamo, staremo svegli, metteremo delle persone, vediamo, lo risolveremo noi, consegneremo noi alla giustizia chi fa i furti. Insomma, la giustizia fai da te per disperazione, non certo per diciamo voglia di menare le mani, fa molto riflettere. Ci fermiamo per una pausa. Una trattativa tra pubblico e privato virtuosa. Ci guadagnano tutti, ci guadagnano soprattutto i cittadini di Padova che vedranno un parco urbano praticamente triplicato, uno dei più grandi del Veneto. Salvato un polmone verde della città, il Parco Iris, destinato a più che triplicare la sua area, risanato anche un obbrobrio, le 2 palazzine Liberty cadenti di Piazzale Boschetti, vincolate dalla soprintendenza. Un'operazione nuova di fantasia amministrativa, quella messa in campo dal Comune di Padova, considerata impossibile sinora e costata lotte ai cittadini che si sono riuniti nel Comitato Iris per sottrarre l'area verde alla cementificazione. Questo è un bellissimo parco. Triplicarlo vuol dire 2 cose. Primo, aggregare uno spazio sociale molto importante. Secondo,
Ci lamentiamo sempre dell'inquinamento, bisogna che investiamo su queste cose, su alberi, parchi. Il parco Iris passerà dagli attuali 68.900 m² a 251.100 m², con l'acquisizione di oltre 140.000 ettari di terreno da privati che qui dovevano realizzare condomini. Un'operazione condotta grazie a una permuta, ha spiegato il vice sindaco Arturo Lorenzoni, che sul progetto ha lavorato con gli assessori all'ambiente e alla cultura. Qui sulla bilancia abbiamo messo le 2 palazzine e 144.000 m² dell'Iris. Abbiamo lavorato 2 anni, il problema qual era? Era trovare un punto di equilibrio valoriale tra la stima peritale delle palazzine e la stima peritale dei 144.000 m². Un parco all'Iris, un restauro di pregio per le palazzine. L'ipotesi sullo sfondo è di fare un grandissimo ristorante con vista sulla cappella degli Scrovegni, o residenzialità di lusso o un grande albergo, quindi è un'operazione che cambia un buco nero. Una passerella poi collegherà l'area alla cappella degli Scrovegni. Sul piatto 5.600.000 euro di permuta tra il valore delle palazzine di Piazzale Boschetti e l'area destinata all'Iris. Un progetto che, completata la fase delle acquisizioni delle permute, potrà prendere avvio. Questa quindi è la grande scommessa del vice sindaco di Padova Lorenzoni, e poi c'è un'altra scommessa che è quella che nell'Alta Padovana invece vede nascere un assessorato alla solitudine. Allo 049 93 94 813 risponde la segreteria del comune di Villa del Conte, alla quale si può chiedere il cellulare di Graziella Vigri, assessore alla solitudine. Una novità assoluta, un servizio a quelle persone che per vari motivi e a varie età non hanno più una rete familiare e devono comunque districarsi nei problemi di tutti i giorni. Io ho 5.700 abitanti circa, quasi 3.000 famiglie, mi viene da dire che persone che si sono rivolti per motivi non tanto di solitudine intesa come essere soli, ma appunto difficoltà ad affrontare i problemi perché non si sa dove andare, fino adesso sicuramente a più di 1.000 persone. L'assessorato è stato affidato, dice la Argenti, a Graziella Vigri, una persona di esperienza che ha anche il referato ai servizi sociali e una lunga esperienza nel volontariato. Solitudine, come la intendo io, non conosce età. Si può passare dal 18enne al 99enne che si trova in un momento in cui non sa dove andare per risolvere una questione privata, personale, piuttosto che burocratica. Assieme all'assessore e il sindaco, perché mi metto in prima linea pure io, cercheremo una soluzione migliore nel terreno competente. Una pratica burocratica, un aiuto in casa, un periodo di fragilità, ma anche la spesa, un risponditore automatico che non si sa come affrontare. Una persona che dia una mano può fare la differenza e salvare una vita sola. A Villa del Conte si potrà fare contattando direttamente l'assessore alla, o verrebbe da dire, contro la solitudine. Abbiamo i cellulari personali che qualsiasi cittadino può utilizzare, può richiederli presso la segreteria e abbiamo i nostri orari di ricevimento, ma in ogni caso il cellulare può essere utilizzato in qualsiasi momento. Continua a far discutere la vicenda delle offese a una giovanissima modella italiana nera che è stata offesa proprio per il colore della sua pelle. Alta, un fisico da top model, ed infatti lei, giovane di Chiampo, è finita in copertina di una delle riviste di moda più cool del settore. Mati Fall Diba, questo è il suo nome, è diventata la bellezza italiana, ma è nera. Il colore della sua pelle è diventato subito fonte di polemica. Non è italiana, non è bianca. Questa è la dichiarazione rilasciata dal capogruppo della Lega di Arzignano Daniele Beschin, ex capogruppo, perché la frase gli è costata il posto. Dure le reazioni dello stesso leader della Lega, Matteo Salvini, e della Lega di Vicenza. Se uno distingue un essere umano in base al colore della pelle, nel 2020 è fuori dal mondo. Abbiamo condannato assolutamente il gesto, fuori luogo, del tutto fuori luogo, prendiamo le distanze. Dichiarazione subito stigmatizzata dal Partito Democratico. Beschin ha sdoganato i peggiori temi razzisti dicendo di fatto che non è una bellezza italiana. Una polemica che si sposta dal colore della pelle al piano politico tra Partito Democratico e Lega. Troppo facile oggi per la Lega condannare il capogruppo Beschin, troppo facile perché in questi anni la Lega ha accettato di imbarcare qualsiasi soggetto di estrema destra, se penso a Forza Nuova o Casa Pound. Siamo assolutamente accoglienti con le persone che vogliono integrarsi, le persone per bene. La Lega è un partito che accoglie, siamo assolutamente un movimento trasversale e condanniamo i commenti e gesti razzisti. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguro una buona serata. Arrivederci.
Thank you.